It. Cosa aspetti? Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora sì, effettivamente il nostro è un paese che in più di un report sia straniero che nazionale è stato dichiarato rispetto a questa legislazione un Far West, perché in effetti in Italia mancava una normativa organica. Secondo me la definizione era un po' ingenerosa, perché per esempio questa sede, che è la sede dove più di tutte si ha l'incontro del decisore pubblico con le rappresentanze di interessi, in realtà un regolamento, come ha detto anche il collega Giachetti, se l'era dato. Si era data la Camera un regolamento del 2016, è entrato in vigore nel 2017, che già ha previsto, e tutti noi ne siamo protagonisti, un registro dei cosiddetti portatori di interessi, ci ha dato dei locali e delle stanze dove noi ci incontriamo, c'è una necessità di relazione annuale da parte di questi portatori di interessi su chi hanno incontrato e perché, e devo anche dirvi che tuttavia è vero che da quando noi eravamo in culla, molti di noi, o nel passeggino, sicuramente me e lei Presidente, cioè dal 1976, questa Camera ha provato invano a fare una legge organica e l'ha fatto con 100 proposte, cioè ci sono state 100 proposte in quest'Aula e nessuna ha mai visto la luce. Quindi dobbiamo ammettere che oggi scriviamo una pagina rivoluzionaria, una pagina importante di questa Camera, perché oggi per la prima volta ci sarà l'approvazione nel primo ramo del Parlamento e naturalmente l'auspicio è anche nel secondo ramo di una legge organica. Presidente, se mi aiuta coi colleghi, perché è molto difficile, la materia è tecnica, è complessa. Grazie. Questa lacuna di legislazione organica era stata in qualche modo colmata a livello istituzionale. Abbiamo parlato della nostra Camera dei Deputati, ma anche alcune regioni si erano dotate di regolamenti sulle cosiddette lobbying. Penso alla Calabria, alla Toscana, al Molise, l'Abruzzo, è giusto citarle perché c'è stato un impegno al netto di chi le ha governate o le governa. Però tutte queste legislazioni avevano dei vulnus, avevano dei problemi. Per esempio nella legge toscana non c'era neanche la definizione di lobbista e si regolava il rapporto col Consiglio regionale ma non con la Giunta. Nel regolamento della Camera non c'era di fatto la sanzione, cioè sì, si regolamenta l'incontro tra decisore e portatore di interessi, però poi non c'era la sanzione, o meglio c'era la sospensione del registro, magari la cancellazione, certo collega Voldrini, però diciamo che le sanzioni erano un po' leggere, ecco. Quindi oggi noi effettivamente tutti questi problemi, questi vulnus li superiamo, perché? Perché si è parlato tanto in quest'Aula di quello che non fa questa legge, diciamo anche un po' quello che fa. La prima cosa che fa, un registro con iscrizione obbligatoria. Cioè c'è stata anche discussione se l'iscrizione doveva essere facoltativa o obbligatoria, è obbligatoria. Questo è rivoluzionario e questo registro metterà nel nulla tutti gli altri registri, quindi iscrizione obbligatoria. Cos'altro c'è? C'è una stringente necessità di aggiornare questo registro. Trimestralmente non vanno fatte solo le comunicazioni dell'attività che si fa, ma va anche fatto un aggiornamento del registro in sé, di chi sono i portatori di interessi. C'è un limite anche all'iscrizione in questo registro, perché per la prima volta si prevede, in maniera sacrosanta, dico io, che chi ha avuto una condanna di un certo tipo, superiore a 2 anni nell'ambito dei reati con la pubblica amministrazione, non possa esservi iscritto. E ci sono le sanzioni, perché oltre alla cancellazione dal registro, sospensione dal registro, l'ammonimento, ci sono anche sanzioni pecuniarie e quindi in qualche modo si fa il massimo che poteva fare quest'Aula anche in termini sanzionatori. Poi, l'abbiamo detto tutti, questa norma è frutto di un'indagine conoscitiva. Un'indagine conoscitiva, sono d'accordo col Presidente Pagano, che ha visto protagonisti i giuristi. Sono di parte, sono un avvocato, dove ci sono i giuristi sono più tranquilla. Emeriti professori costituzionali indicati da tutti i gruppi si sono confrontati e di fatto l'hanno scritta un po' loro questa norma e sull'indagine conoscitiva c'è stato il voto unanime del testo. È stata preceduta, l'hanno detto molti colleghi, da una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto testuale:
Invitiamo il legislatore a introdurre un'organica disciplina dell'attività di lobbying da più parti auspicata. E allora però c'è qualcosa che non mi torna, scusate, io non voglio rovinare il clima di estrema cortesia istituzionale, i complimenti reciproci che ho sentito, però ho sentito da tutti i gruppi dire che questa norma è tanto buona e tanto bella, e poi ho sentito dire dai gruppi d'opposizione è tanto buona, tanto bella, però non la votiamo, ci assegniamo. Questo è un po' spiacevole, lo dico senza ipocrisia. Oggi si poteva avere una pagina ancora più bella, un voto unanime del Parlamento in questa nomina, e collega Pastorella, colleghi del Movimento 5 Stelle, mi hanno convinto non troppo le obiezioni, perché sul CNEL vi ha già risposto il Presidente Pagano, poi lungi da me entrare nel merito sulla bontà, l'opportunità e i costi del CNEL o no, però mi stupisce da una parte che i 5 Stelle abbiano un nuovo amore per le authority, e ricordiamoci che il CNEL è comunque un organo costituzionale di mediazione. Mi stupisce ancora di più la critica sull'iscrizione dell'associazionismo, perché la collega Pastorella in maniera molto onesta ha detto che questo è un tema che non è stato tanto posto in dubbio dalla maggioranza e basta, ma anche dalla stessa opposizione. Allora voglio dire, eravamo tutti d'accordo alla fine nel non estenderla ma limitarla all'iscrizione delle aziende. Quindi ecco, ripeto, sarebbe stato bello oggi avere un voto unitario, perché questa non è una norma che va a demonizzare l'attività di rappresentanza di interessi, la volontà anche di influire sul processo legislativo, ma vuole renderla trasparente. La chiave di questo processo è la trasparenza. Dove c'è trasparenza emergono gli onesti e i bravi. Tant'è che questa norma la vogliono gli stessi lobbisti che sono bravi, che sono già bravi, che non hanno paura della trasparenza, e in più ci avvicina agli elettori, perché gli elettorati di tutti questi partiti guardano con sospetto all'attività di lobbying, la vedono come la formula più subdola della trattativa opaca tra il decisore pubblico e l'industria, il decisore pubblico e il sindacato. Quindi noi della Lega la voteremo convintamente, anche perché speriamo che ridia fiducia agli italiani sul nostro operato in quest'Aula. Qui Parlamento.